Far crescere ulteriormente l'immagine del Friuli Venezia Giulia. Devo dire che i risultati che noi stiamo ottenendo vanno oltre qualsiasi nostra più rosea aspettativa, sia in termini di presenze sia in termini anche di destagionalizzazione, perché stiamo incominciando a vedere un tanto. Sono 11 milioni i turisti che hanno visitato le località del Friuli Venezia Giulia nel 2025. Rispetto al 2024 le presenze sono aumentate del 6% e rispetto al 2019 del 20%. Sono i dati diffusi da Promoturismo FVG in occasione della presentazione del piano strategico del turismo Regione Friuli Venezia Giulia 2026-2028. La pianificazione, è stato spiegato, parte dalla necessità di rileggere il sistema turistico dal punto di vista di chi lo vive. 4 gli intenti principali: efficientamento dei flussi, trasformando i picchi, come ad esempio la concentrazione nei mesi estivi, in un'accoglienza armonica, qualità e sostenibilità del prodotto, offrendo esperienze sostenibili in ogni fase del viaggio, integrazione dei prodotti e dei canali distributivi, trasformando l'offerta da singole eccellenze a un ecosistema unitario facilmente accessibile, prenotabile e aggregato per chiavi di interesse, orientamento del viaggiatore, evolvendo l'ecosistema digitale in uno strumento orientante e integrato per aumentare la capacità di guidare scelte, prenotazioni e itinerari personalizzati. Beh, l'economia la porta avanti le imprese sono fatte da imprenditori, la Regione ha un compito importante, quello di facilitare l'agire di queste realtà. Il connubio pubblico-privato in Friuli Venezia Giulia sta pagando molto bene, tant'è che gli interessi sui primi bandi, secondi bandi, per esempio sugli alberghi, è molto cresciuto, insomma, quindi stiamo riscontrando grande interesse. L'ultimo bando, vi do solo questo dato, abbiamo investimenti privati per oltre 100 milioni di euro.